Brutta giornata quella di oggi per gli operai che a Mogliano sono incaricati di disegnare strisce pedonali e il resto della segnaletica orizzontale nella zona di Piazza Pio X. Almeno questa è la sensazione, guardando il risultato della mattinata di lavoro, ma soprattutto sentendo i commenti di chi qui ci vive e ci lavora. Solo dire è una schifezza. È una cosa indecente, dai, cioè, sembra fatto da uno che passava di qua al momento. E come dargli torto, tra striscioni e macchie sull'asfalto e sul selciato, segni di fondo del barattolo col colore, impronte di scarponi a base di vernice bianca. La sensazione di fronte a questo spettacolo è quantomeno di poca cura nella verniciatura e in genere in tutta l'opera. Una sensazione che, come abbiamo sentito, si è velocemente diffusa, arrivando anche alla nostra redazione. Un giudizio che però l'assessore ai lavori pubblici, rintracciato al telefono, proprio non condivide. È una tecnica che si usa quando si fanno le strisce pedonali, la segnaletica in questo periodo in cui è difficile trovare per le giornate di sole e terreno asciutto, e si usa del bicarbonato che viene messo sopra la vernice per facilitare un'asciugatura, e dopodiché alla prima pioggia il bicarbonato viene dilavato e rimangono le strisce, insomma, ecco. Diciamo normale amministrazione per chi capisce di lavori pubblici. Quindi basterebbe solo lavare, lei dice? Basterà, quando la vernice è asciutta, con l'acqua assolutamente se ne va, il bicarbonato non è niente di che. Ma perché non hanno fatto gli operai? Guardi, io credo che non sia assolutamente questo il problema, nel senso che il lavaggio del marciapiede, insomma, e comunque continuare a passarci sopra, il bicarbonato si sparge ancora, per cui è bene aspettare una prima pioggia, il marciapiede, il negoziante darà una spazzatina, insomma, ma